Sindaco Bagliana, giornata piovosa ma che comunque non ha fermato il passaggio della fiamma olimpica qui a Vittorio Veneto. Che emozione è stata vederla arrivare nella sua città? Beh, innanzitutto una forte emozione condivisa con tantissime persone che sono venute a vedere appunto il passaggio della fiamma olimpica, persone che sono arrivate appunto dalla città di Vittorio Veneto, ma anche dai territori limitrofi. È veramente stato emozionante. Questa fiamma olimpica carica di valori, valori universali che sono quelli della pace, della solidarietà, dell'aiuto, e valori che si trasferiscono nei giochi olimpici veri e propri di Milano Cortina e che speriamo siano emozionanti altrettanto. Sappiamo che lei è una sportiva, ha fatto della sua passione per lo sport una professione, quindi una curiosità: aveva avuto modo di vedere un passaggio in qualche edizione trascorsa o è anche per lei la prima volta? No, per me, anche per me è la prima volta. Io ho sempre seguito i giochi olimpici, sia quelli invernali che quelli estivi, stando incollata alla televisione, naturalmente, fin da piccola, e veramente questa volta è una forte emozione appunto vedere la fiamma olimpica passare in città. E tra l'altro voglio ringraziare tutti coloro che hanno consentito questo evento, in primis il Comitato Milano Cortina che ha scelto Città di Vittorio Veneto come tappa intermedia. Ringrazio tutte le forze di polizia locale che tanto hanno lavorato, le forze dell'ordine, ringrazio tutto lo staff del comune, l'ufficio sport e tutte le associazioni sportive che hanno collaborato, hanno portato i loro atleti appunto a vedere questo importante passaggio.